Ecco, la prima parte di questo pomeriggio è dedicata ai restauri. Restauri che non dimostrano solo il degrado iniziale, almeno nei casi che citeremo, di molti pavimenti, ma ci danno anche la speranza che pavimenti che troppi storici purtroppo, e l'abbiamo visto stamattina, in futuro potrebbero essere anche protetti, ad esempio sulla base di iniziative prese da singoli individui nelle parrocchie e poi sovvenzionate da mecenati benemeriti e illuminati. Sapendo, e qui faccio nomi, quel che non si dovrebbe mai fare, sapendo che l'Ali Laguna ha contribuito al restauro del pavimento di San Pantaleon, ogni volta che prendo questi mezzi e più ricordo questo atto di notevole significato. L'esperienza insegna che sono particolarmente i restauri che suscitano domande, osservazioni, chiarimenti. Io spero tanto che arriveremo in tempo alla fine di questa tornata per almeno uno scambio di esperienze, idee, fare le proposte, eccetera. Vedremo se tutti siamo abbastanza precisi col tempo che è stato concesso a noi, sarà facile. Inizierà Elisa Panunzio, restauratrice di materiali lapidei e di mosaici. Ha preso il diploma presso la Scuola per il restauro del mosaico a Ravenna ed il master presso l'Opificio di Pietre Dure a Firenze, un pedigree speciale. È stata attiva non solo a Venezia, ma direi in tutta Italia, avendo tra le sue mani opere di notevolissima importanza. Parlerà di un intervento su azioni di Santa Maria della Salute. Grazie, non so se mi sentite e vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare l'organizzazione del convegno per averci dato l'opportunità di presentare questo intervento in una sede così prestigiosa. Non so se si vede la... Oh, perfetto, grazie. Questo si vede qui? Sì, e si vede anche dietro, perfetto, grazie. Allora, l'intervento di restauro è stato realizzato nel 2013 e dal momento che ha previsto il distacco e ricollocamento di quasi 200 è stato un intervento tecnicamente molto complesso e che ha visto ovviamente varie personalità, varie professionalità impiegate. Vediamo qui le superfici interessate dall'intervento, sono la parte del santuario presbiterio, la zona frontale dell'altare, il coro e la sagrestia piccola dell'incoronata, che in questo intervento non tratterò per una questione di sintesi, ma anche perché sono delle pavimentazioni molto semplici, quindi darei più spazio alla tarsia. Il progetto di intervento nasce per coniugare due esigenze, quella di climatizzare le aree ad uso celebrativo per migliorare anche la fruizione della pavimentazione in relazione alla sua funzione e ovviamente per intervenire con un restauro sulle pavimentazioni che versavano in condizioni conservative piuttosto precarie. È stato scelto nel corso di vari anni di studi un sistema di climatizzazione a pavimento in quanto era l'unico sistema sostenibile dal punto di vista economico di consumi e che aveva un minore impatto visivo sulla pavimentazione, che come vi avevo anticipato versava in condizioni non ottimali, vediamo qui depositi di polvere, di protettivi alterati, ma elevata umidità relativa presente all'interno dell'ambiente, delle situazioni di fratturazione, di disgregazione delle formelle che sono per lo più composte da calcari teneri che quindi risentono tantissimo di questa situazione. Al di sotto abbiamo poi trovato delle malte di allettamento e di supporto spesso disgregate, quindi che avevano perso la loro capacità meccanica. Vari interventi manutentivi ovviamente inidonei, non solo esteticamente ma anche ovviamente matericamente. Quindi una situazione piuttosto disomogenea e piuttosto aggravata. Con
l'idea di rimuovere la pavimentazione, ovviamente la prima necessità è stata quella di documentare quanto più possibile lo stato del pavimento, la sua costruzione e la sua localizzazione all'interno della pavimentazione. È stata quindi eseguito un rilievo fotogrammetrico del pavimento, ma anche e soprattutto un rilievo 3D della pavimentazione. Qui vediamo appunto il rilievo, finalmente il pavimento libero da panche e da visitatori, il coro, e poi avevamo una serie di sezioni della pavimentazione divisa in griglie, come vedete qui sulla sinistra, che ci riportavano tutta la variazione delle quote altimetriche della pavimentazione, le sue deformazioni che aveva poi subito, tra virgolette, nel corso dei secoli e che avremmo poi riproposto in fase di ricollocamento, in quanto poi è una caratteristica propria del pavimento ed era giusto mantenerla. Un'altra fase di documentazione è stata ovviamente la catalogazione di tutti gli elementi lapidei e il loro rilievo. Sono stati fatti dei rilievi a contatto delle parti geometricamente più complesse del pavimento, ma soprattutto una nostra cura è stata quella di prendere quanti più riferimenti possibile della localizzazione del pavimento all'interno dell'architettura, in quanto per realizzare l'impianto avremmo dovuto distaccare il pavimento non in settori ma completamente, quindi il nostro unico punto fermo sarebbe rimasta poi l'architettura che doveva ospitare ancora una volta perfettamente la pavimentazione. Il pavimento è stato diviso in settori per lo più in base al loro modulo decorativo. La superficie è stata pulita per poter rimuovere quello strato di depositi che vedevamo all'inizio, per poi applicare sulla superficie queste garze di preconsolidamento, che sono garze in cotone fissate con una resina poliaceto-vinilica, quindi un'emulsione acqua, che hanno una doppia funzione, quella di preconsolidare, quindi un presidio di sicurezza in vista del distacco, ma ci sono state utili anche per prendere ulteriori rilievi. In questo caso vediamo tracciate sulle tele le linee di costruzione dei motivi decorativi che poi andavano a finire contro, diciamo, le architetture del pavimento per poter avere un ulteriore riferimento. Qui vediamo i raggi che compongono una delle aree absidate della zona del santuario che poi noi abbiamo segnato finire appunto contro la muratura perimetrale, in modo da avere una sorta di schema, una base geometrica su cui reinserire poi il pavimento. Qui vediamo ancora alcuni riferimenti. Il distacco è avvenuto nel periodo tra primavera e estate del 2013 e ci ha permesso di raccogliere veramente tantissimi dati sulla metodologia esecutiva del pavimento. I sottofondi sono stati rilevati e studiati con metodo archeologico e sono state ovviamente eseguite delle indagini analitiche dei materiali costitutivi. Il distacco è avvenuto interponendo questi strumenti metallici fra la malta di allettamento e quella di sottofondo, e la pavimentazione è stata di fatto smontata poi pezzo per pezzo, si tratta di 4.500 pezzi più o meno, che venivano immediatamente poggiati su questi supporti in quanto in alcuni casi si trattava di elementi estremamente disgregati e frammentati, quindi fragilissimi, ed è stata nostra cura maneggiarli, sollecitarli il meno possibile. Vedete la numerazione che è possibile vedere anche con la formella da retro, quindi senza troppo girare ogni lastra. Questi cassetti sono numerati, andavano poi all'interno di scaffalature a loro volta catalogate, quindi noi sapevamo esattamente dove era ogni pezzo e ogni elemento era accompagnato da una scheda catalografica che ne riporta la collocazione, il materiale, gli strati sottofondali, lo stato conservativo e gli interventi di cui poi sarebbe stato oggetto. Un dato molto importante che vorrei sottolineare è che ogni ambiente aveva una stratigrafia diversa, tale da far pensare a fasi esecutive leggermente diverse o a maestranze diverse che si sono avvicendate forse in un lasso di tempo non eccessivamente lungo, ma comunque. Vediamo qui per esempio la zona del santuario, vi è un primo strato di allettamento con una malta generalmente a grana fine, e uno strato sottofondale con una malta grana media talvolta armata con elementi laterizi, ma vorrei sottolineare come nel presbiterio troviamo generalmente due tipi di malti, una a cocciopeste e una composta da calce, sabbia e polvere di calcare a varia granulometria, però impiegate con una certa libertà. Non c'è una vera e propria regola nella loro scelta, vedete che
Per lastre adiacenti c'è una stratigrafia piuttosto varia e che non è in relazione né allo spessore delle lastre dell'allettamento risultante, quindi non siamo riusciti poi a stabilire una vera e propria regola in questo utilizzo. Tuttavia sono presenti numerosi elementi, tra virgolette, di scarto che derivano dalle lavorazioni delle lastre. Infatti troviamo spesso frammenti e scaglie lapidee appartenenti al litotipo della lastra sovrastante all'interno delle malte di allettamento. Qui è possibile vedere appunto un po' meglio queste scaglie. Probabilmente questo uso deriva dalla necessità di rifinire in situ le lastre per poter avere un accostamento quanto più preciso possibile. Di questa pratica è rimasta appunto questi residui all'interno delle malte di allettamento. Completamente diversa la situazione del coro, molto più omogenea. Troviamo una malta di allettamento così chiara a grana molto fine, al di sotto una malta di sottofondo a grana media, sempre in calce e sabbia, e talvolta del materiale di risulta che è così sciolto della sabbia e degli elementi lapidei. Diverso ancora una volta la parte frontale dell'altare maggiore. Questa è la zona che corrisponde al motivo a cubir prospettici, con una sola malta grigia in calce e sabbia e al di sotto della sabbia sciolta. Più complesso è il discorso che riguarda invece i rosoni o le stelle, che troviamo sempre accanto all'altare maggiore. Sono composti di lastre molto sottili, incollate con una resina vegetale a delle lastre in calcare di dimensioni molto maggiori. Questi sono i rosoni più grandi, si trovano uno a sinistra e uno a destra dell'altare maggiore. In questa fase del restauro la tarsia è già stata rimossa. Vediamo appunto i rosoni di grandi dimensioni, le lastre di grandi dimensioni al di sotto, e queste sono cornici in marmo bianco che a loro volta ospitano degli elementi intarsiati e che hanno uno spessore piuttosto ingente, tra i 12 e i 14 cm. Una particolarità nella costruzione di questi elementi è che generalmente un quarto della composizione della stella non è allettato su resina vegetale ma su malta, e anche questi elementi di piccole dimensioni che generalmente vanno a chiudere le composizioni. Troviamo appunto questa malta a grana molto molto fine. Una motivazione di questo utilizzo potrebbe essere, ma ovviamente sono tutte ipotesi, che le osservazioni in situ, perché noi non abbiamo documentazioni che descrivono questi utilizzi, potrebbe essere relativa al fatto che questi sono gli elementi che vanno a chiudere una composizione, sono quindi le formelle che vengono più spesso rimaneggiate e rifinite per recuperare magari quelle piccole imperfezioni che si sono aggiunte nella costruzione della tarsia, dal momento che il taglio delle lastre è manuale, quindi sicuramente non perfetto. La malta rispetto alla resina vegetale ci dà la possibilità di togliere o rimettere l'elemento più volte e quindi è più facile rifinirlo. Vi proporrei qui un brevissimo excursus su pavimentazioni simili alla stessa bottega, quella dell'Onghena. Questa è la pavimentazione dell'altare di Sant'Antonio nella Basilica dei Frari, leggermente precedente a quella della Salute. Le stelle sono simili a quelle che troviamo accanto all'altare della Salute. Anche qui abbiamo un allettamento su resina vegetale, lastre sottilissime, e al di sotto queste lastre di grandi dimensioni che in questo caso in 4 vanno a comporre ogni stella. Questa è un'immagine non bellissima, ma l'ho aggiunta ieri perché se ne è parlato a lungo. È composta di lastre molto sottili, allettate su una resina vegetale, e al di sotto troviamo elementi lapidei che armano in qualche modo questo sottofondo, e sotto ancora lastre probabilmente di grandi dimensioni in pietra d'Istria. L'informazione è stata anticipata questa mattina, ma al di sotto della tarsia sono state ritrovate queste pavimentazioni in mattoni. Questa è la zona del santuario. L'altare maggiore, la cui pavimentazione era leggermente più discontinua, probabilmente proprio per l'inserimento dell'altare scoro, che è leggermente diverso in quanto al di sotto troviamo una struttura voltata. Probabilmente appunto le pavimentazioni sono state fatte per permettere comunque l'uso liturgico della basilica anche nel momento in cui non aveva un rivestimento pavimentale definitivo. Ulteriori approfondimenti sono stati fatti dal punto di vista delle indagini analitiche sulle malte, che sono risultate essere tutte, almeno quelle originarie, in legante aereo, quindi anche il cocciopiesto in realtà non aveva capacità idrauliche. È stata riscontrata una patina biologica al di sotto delle lastre
in marmo bianco proprio perché sono trasparenti, traslucidi alla luce, quindi a causa dell'alta umidità relativa presente all'interno dell'edificio, questa patina è cresciuta tra le lastre e la malta di allettamento. Qui vediamo alcuni dati circa l'umidità relativa presente nei sottofondi, particolarmente alta nella zona del presbiterio, che è anche quello più basso, e indagini FTIR che ci hanno permesso di confermare che la resina vegetale ritrovata è colofonia, quindi secondo l'uso tradizionale dell'isola. Al termine del distacco delle pavimentazioni, i pezzi sono stati spostati nella zona che vedete evidenziata in arancione, che è stata adibita ad area di cantiere, in poche parole, una prima area adibita alla pulitura delle lastre e al trattamento delle patine biologiche, che sono state rimosse tramite biocidi più o meno supportati a seconda della vivacità della patina biologica ritrovata. Una seconda area è stata invece adibita alla ricostruzione e al consolidamento delle lastre. In alcuni casi abbiamo dovuto rimuovere le tele prima del ricollocamento proprio per essere sicuri che la loro ricomposizione fosse quanto più perfetta possibile. E queste sono le strutture che ospitavano poi i vari pezzi che hanno ospitato durante l'estate tutta la pavimentazione, proprio per non sollecitare i pezzi e per non disperderli. L'ultima fase di consolidamento ha previsto praticamente applicare questa retina in polietilene alle lastre più sottili, alcune delle quali non arrivavano ad uno spessore di 1 centimetro, aggiungendo poi della malta in calce idraulica e sabbia per poter maneggiare con più sicurezza le lastre durante le fasi di ricostruzione del pavimento, che sono avvenute fra settembre e ottobre 2013 al termine dell'impianto di riscaldamento radiante che sfrutta praticamente la circolazione di acqua calda all'interno di queste serpentine e permette di far arrivare la superficie della pavimentazione ad una temperatura di 16 gradi, quindi non altissima. La ricostruzione è partita dalla zona del coro. Questi fili che qui vedete sono quelli che noi abbiamo tirato attraverso i riferimenti che erano stati presi in precedenza, per poi ricostruire e controllare costantemente l'andamento della ricostruzione in modo da poter rimediare eventualmente a degli errori in corso d'opera. Il coro aveva dei giunti, delle fughe piuttosto ampli per essere una tarsia, probabilmente dovuto anche a delle deformazioni che abbiamo dovuto riproporre, e quindi accostando troppo le lastre, come è magari tentazione fare, avremmo poi fatto diversi errori nella ricostruzione. Questa invece è la ricostruzione di uno dei motivi più complessi, che è quello centrale del santuario. Qui vediamo passo passo. Ancora il santuario è una delle zone absidate, con i fili vedete che vanno a ricostruire poi i raggi di questo motivo semicircolare, e questa invece è la collocazione delle cornici di uno dei rosoni decorativi. La malta utilizzata, che è questa grigia che vedete, è stato frutto di varie sperimentazioni, di varie prove tra i materiali che noi abbiamo già ritrovato in opera. Abbiamo scelto come aggregato semplicemente la sabbia, perché rispetto al cociopesto ci dava dei tempi di lavorabilità maggiori e soprattutto ci permetteva di allettare le lastre senza troppo sollecitarle. Il legante idraulico, in quanto il nuovo sottofondo, che tra l'altro si è andato ad interporre tra il pavimento e il mattoni e la pavimentazione in tarsia, è molto più rigido, quindi abbiamo avuto la necessità di dare un sottofondo un po' più rigido alla tarsia. L'ultima fase è stata quella di consolidamento e protezione della pavimentazione, quindi tutti i vuoti che potevano essere risultanti dalle fasi di allettamento, di ricostruzione della pavimentazione, sono stati risarciti applicando questa malta molto liquida che poi è andata a chiudere tutti i giunti e le fessurazioni rimanenti. Le parti mancanti delle formelle sono state ricostruite e risarcite tramite impasti sempre in malta di calce idraulica. Questo perché abbiamo preferito utilizzare un materiale forse anche più delicato, ma in ogni caso più più compatibile al materiale lapideo, in quanto le parti da risarcire erano veramente abbondanti, quindi utilizzare anche resine o altri tipi di prodotti ci sembrava un po' snaturare la pavimentazione. Ultima fase è l'applicazione di un protettivo microcristallino al pavimento, che qui vediamo al termine del restauro.
Vi sono alcuni elementi come questi in calcare giallo che sono stati sostituiti in quanto già mancanti, lacunosi, con un materiale quanto più vicino possibile a quelli originari. Ovviamente il giallo Mori non è più ritrovabile, ma in ogni caso penso ci siamo avvicinati abbastanza. E questa è la pavimentazione al termine del restauro, poco prima della festività della salute, quindi potete vedere i drappi colorati che la ornano di solito in questa occasione. E basta, grazie. Grazie per questo intervento nel doppio senso durante il convegno e intervento fatto su un pavimento delicatissimo. Andiamo avanti con il contributo di Tiziana Favaro, già funzionaria della soprintendenza, che tra gli infiniti compiti aveva anche la cura del pavimento disastrato dei Gesuiti. Confesso che vedendo molti anni fa il dissesto del pavimento, le lastre rotte e le lacune che crescevano perché troppa gente si portava via i pezzettini, avevo pochissima speranza, per la verità. Quel che vedremo adesso per me è diventato un intervento modello, lo dico subito, per il metodo con quale è stato condotto e la maestria dell'artigiano che in lunghi anni ha realizzato l'intervento. Grazie. Allora, circa a metà del XIX secolo, la Reverenda Corporazione Religiosa dei Padri Gesuiti segnalava al governo austriaco il grave stato di degrado del prezioso pavimento marmoreo della chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti a Venezia, e cito, costituito da stellari di pietra con intarsiature a disegno di verde antico. E ne indicava tra le cause l'uso della chiesa a cappella della truppa imperiale, ospitata nell'attiguo convento, e la consuetudine dei militari di portare il fucile al piede durante la messa, colpendo le intarsiature che, cito ancora, si fendono, si sconnettono e si sperdono in causa del calcio foderato di metallo. Sistema efficace. La chiesa era stata ricostruita con sfarzosa decorazione barocca e conformata ai modelli dell'Ordine della Compagnia di Gesù solo poco più di un centinaio di anni prima, tra il 1714 e il 1729, demolendo la preesistente chiesa dei Crociferi che fin dal XII secolo occupava con l'attiguo convento la parte orientale dell'insula mente sulla laguna nord. Artefici della ricostruzione gli stessi personaggi che avevano già operato nel Duomo di Udine, la famiglia Manin, che contribuì in gran parte alle spese, Fra Giuseppe Pozzo, un carmelitano scalzo laico a cui si deve il disegno dell'altar maggiore e probabilmente degli altri altari, Louis Dorigny e Giuseppe Torretti per le decorazioni, coordinati dall'architetto Domenico Rossi, che realizza qui uno dei più eclatanti esempi di architettura barocca veneziana, creando uno spazio illusorio, quasi teatrale, con gli intarsi di marmo bianco e verde che rivestono le pareti simulando una tappezzeria damascata e che raggiunge effetti altamente scenografici nel drapo marmoreo che copre il pulpito o nel finto tappeto di marmo verde e giallo che riveste i gradini dell'altar maggiore. Elemento senz'altro determinante in questa ricerca di soluzioni sfarzose, il pavimento della navata, a grandi lastre di pietra d'Istria di forme diverse, unite ad incastro e intarsiate con fascette di marmo verde disposte a formare un elaborato disegno geometrico, e il prezioso pavimento del presbiterio in cui
le tarsie in marmo verde, inserite in stelleri di marmo di Carrara, compongono un ricco motivo decorativo. Come è stato possibile appurare durante il restauro, a dispetto della preziosità ornamentale, forse a causa della rapidità di ricostruzione della chiesa, i pesanti lastroni pavimentali furono però posati direttamente, con malta di calce, su uno strato di terreno incoerente e poco compattato, misto a detriti di cotto e materiali di risulta dalle demolizioni della preesistente chiesa dei Crociferi. Da qui le sconnessioni, i cedimenti e gli avvallamenti, le frequenti fratture e fessurazioni, sia dei lastroni che delle lastrine, ad indicarsi molto presto, se già a metà dell'Ottocento lo stato di conservazione del pavimento, come abbiamo visto, destava grave preoccupazione. Agli atti, presso l'Archivio Storico della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Venezia, sono conservati numerosi documenti che ne danno notizia e progetti, tutti inattuati, per far fronte al degrado. Con il visto dell'ingegner Meduna, l'Imperial Regio Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni predisponeva nel febbraio del 1858 il progetto per un intervento di, e cito dal documento, radicale restauro del pavimento marmoreo della chiesa con nuove intarsiature di verde di Genova, da eseguirsi a tutta regola d'arte, e l'intervento prevedeva il lievio dei lastroni, la pulitura e il trasporto su cilindri di legname, cito ancora, sopra un paiolato momentaneo di scorzoni fino al sito di deposito e lavorazione. L'intervento prevedeva inoltre la sistemazione delle stesse, il restauro delle fasce in marmo verde e la loro rimessa con stucco a caldo, integrate dove necessario da marmo dello stesso tipo, la riposa dei lastroni con sostituzione di quelli maggiormente ammalorati. La particolare complessità dell'intervento, la conseguente onerosità, nonché la maggiore urgenza per altri tipi di lavori, tetti, muri, campanile, comportano il rinvio del restauro del pavimento e per far fronte ai segnalati problemi di usura si decide nel 1862 di ricoprirlo con tavolati, cito, a quartieri mobili di ponte di abete. Il 15 ottobre 1863 l'Imperial Regio Ufficio Provinciale delle Pubbliche Costruzioni considera superato il precedente progetto e, su istanza dei padri gesuiti, propone la ricostruzione totale della pavimentazione, prendendo anche in considerazione la possibilità di sostituire il materiale originario con uno meno costoso. Fortunatamente di Belle Arti, interpellata sulla questione, indica opportuna, cito dal documento, la conservazione dell'attuale disegno, sia che vogliasi quel pavimento restaurare, sia che si debba rifare del tutto, e auspica la Commissione la conservazione dei preziosi monumenti che rendono per ogni stile e per ogni epoca dell'arte tanto vaga ed interessante questa nostra città. Il restauro viene pertanto ancora una volta rinviato, decidendo nel contempo di provvedere alla sistemazione del tavolato di protezione. Subentrato il governo italiano a quello austriaco, la sezione fabbriche del Ministero della Pubblica Istruzione trasmette nel dicembre del 1866 alla Regia Prefettura di Venezia la documentazione relativa al progetto, cito, già prodotto in passato sotto il cessato governo, precisando che, considerata la magnificenza del Tempio, il restauro risulta assolutamente necessario per eliminare, e così dicono, la bruttura di un pavimento di legno provvisoriamente collocato. Anche in questo caso il progetto rimarrà inattuato e soltanto nel 1881 si provvederà ad un intervento superficiale in corrispondenza degli incastri in marmo verde, con fissaggio degli elementi sollevati, inserimento di parti mancanti
e riempimento con cemento nei tratti meno in vista e meno frequentati. In una nota del 1905 la Soprintendenza regionale ai monumenti così fotografa: gli avvallamenti in molti punti anche profondi hanno causato le spezzature dei lastroni e il marmo degli intarsi geometrici in molti punti è feso e sconnesso ed in molti mancante. Ma i successivi interventi eseguiti nel 1920 e nel 1952 saranno ancora una volta limitati ad opere di integrazione delle parti lacunose con marmorino e cemento bianco o verde. Il restauro, finanziato dal Ministero Culturali, ha preso avvio nel 1994 con un primo lotto in corrispondenza dell'angolo sud-ovest della chiesa, che ha consentito di mettere a punto le problematiche dell'intervento per il pavimento dell'ampia navata costituito da grandi lastre di pietra d'Istria unite ad incastro a formare un elaborato disegno geometrico imperniato intorno ad un elemento centrale a forma di croce e sormontate da intarsi in marmo verde antico o verde Alpi. È stato completato il restauro del pavimento di tutta la navata e del transetto e il recupero del pavimento a tarsie marmoree della prima cappella destra che presentava accentuati problemi di dissesto strutturale. Successivamente è stato affrontato il restauro del pavimento del presbiterio, costituito da grandi lastre in marmo di Carrara con intarsi in marmo verde antico, anche qui o verde Alpi. La complessità dell'intervento, legata alla particolare conformazione delle lastre in pietra e alle specifiche cause del restauro vero e proprio, un'accurata fase preliminare di misurazioni, quotature, rilevamenti grafici, fotografici e documentali, imprescindibile per il corretto riposizionamento dei vari elementi. Gli avvallamenti e i profondi cedimenti dovuti all'inadeguato compattamento del piano di posa avevano causato fessurazioni e fratture sia sui lastroni in pietra che sulle fascette in marmo verde e numerose scagliature con distacco totale o parziale di parti. Frequenti lacune e improprie integrazioni con cemento verde o grigio erano presenti in corrispondenza delle lastrine di intarsio. E inoltre la formazione di acqua di condensa, conseguente all'inefficiente isolamento del pavimento dal terreno sottostante, era fattore di degrado superficiale con formazione di macchie a pigmentazione accidentale e localizzata, causate anche dalla presenza di materiale estraneo nel substrato. Imprescindibile quindi per poter intervenire sulle cause dei dissesti le operazioni di smontaggio e rimozione, rese particolarmente delicate dal consistente peso delle lastre di spessore variabile tra i 10 e i 15 cm, dal complesso disegno ad incastro e dalla presenza di numerose rotture e fessurazioni. Lo sviluppo delle fascette in marmo verde, incollate con colofonia in incassature di circa 8 mm di spessore, indipendente dalla conformazione dei sottostanti lastroni e pertanto realizzate a sormonto degli incastri tra i vari pezzi, ha richiesto delicate opere preliminari di rilevamento e la velinatura della superficie interessata. I lastroni, smontati e accatastati in cantiere, sono stati quindi ripuliti dai resti, ecco che si vede, dai resti di terreno, detriti, malte ancorate sulla superficie inferiore, procedendo poi alla rimozione meccanica di vecchie stuccature non idonee e al consolidamento degli elementi fratturati mediante perni in acciaio inox, AISI 316 e resina epossidica. La riposa degli elementi consolidati è stata effettuata con malta di calce su un massetto additivato con argilla espansa a poro chiuso a garanzia di isolamento termico, dopo aver provveduto alla rimozione dello strato superiore incoerente del terreno
e al compattamento manuale degli strati sottostanti. In ogni lotta fase, saggi esplorativi sottofondali per l'individuazione di eventuali altre cause di dissesto, canali sotterranei, di lavamento, eccetera, o di reperti di interesse storico. Dopo, qui è un'altra fase di rimontaggio della pavimentazione del presbiterio. È stato a questo punto affrontato il restauro degli intarsi in marmo verde, mirato ad un integrale recupero delle parti originali o comunque recuperabili dai precedenti restauri e all'integrazione delle parti mancanti. Va precisato in tal senso, e qui concordo con quello che diceva Lorenzo Lazzarini ieri, se gran parte delle intarsiature nel presbiterio e nel transetto risultava realizzata con marmo verde antico o tessaglia, nel resto della navata e nelle zone oggetto di interventi di restauro superficiale operati nei secoli passati era preponderante l'uso del marmo verde Alpi. È risultata quindi da subito convincente la scelta di eseguire le integrazioni con quest'ultimo materiale, con l'accortezza di evitare connessioni a taglio netto per consentire la massima conservazione delle parti originarie e l'integrazione visiva dei nuovi inserti. Sono state inoltre smontate e rimontate tutte le parti che risultavano incoerenti, provvedendo alla pulitura della superficie di appoggio dai residui di resine o altri mastici. Gli intarsi sono stati fissati riproponendo la tecnica tradizionale con resina naturale o colofonia stesa a caldo su supporto lapideo. Una tecnica di fissaggio all'epoca per lo più abbandonata e sostituita dall'uso di prodotti chimici industriali, ma che risultava senz'altro la più consona, quella che offriva maggiori garanzie di compatibilità e durata per la consolidata sperimentazione in loco, per le caratteristiche di elasticità e di reversibilità. La formula è quella così descritta da Cennino Cennini all'inizio del XV secolo e usata storicamente per, cito da Cennini, incollar priete. Questa si fa di mastrice, di cera nuova, di pietra pesta tamigiata e poi al fuoco distemperate bene insieme. Abbi la tua pietra spezzata, scaldala bene, mettivi di questa colla, durerà sempre al vento e all'acqua. Particolarmente importante è stato l'uso di questa tecnica di fissaggio nel restauramento della prima cappella a destra della navata, a tarsie di marmo nero assoluto, bianco di Carrara e giallo Mori, posate con resina naturale su steleri in pietra d'Istria, interessato da un cedimento strutturale che aveva comportato la deformazione del piano di calpestio, del gradino e della soprastante balaustra. Dissesto, peraltro, anche questo già rilevato intorno alla metà del XIX secolo. Un problema particolare era dato dal metodo di stacco delle aree di supporto, facilmente rimovibili in quanto il collante originale era molto povero e per inciso ritengo che la presenza di poca resina e molto inerte polvere di marmo si giustifica con la forte inerzia termica di questo, che consentiva un allungamento dei tempi di lavorabilità in fase di posa, combinandosi anche con criteri di economicità. Per questo lo stacco di ogni singola tarsia avrebbe però in fase di riposa. D'altra parte la dimensione delle formelle di stacco doveva essere compatibile con le esigenze di facile manovrabilità richieste dalle successive operazioni di restauro. Si è infine ritenuto ottimale eseguire la rimozione delle tarsie per blocchi esagonali, formati di 12 elementi ciascuno. Ogni esagono è stato quindi trasportato nell'attiguo cantiere di restauro, ripulito con bisturi e solventi dalla resina ancorata sulla faccia inferiore.
analisi di laboratorio è stato possibile riproporre qui anche l'originaria stratigrafia di posa. Costituito da colofonia come legante e da inerti di polvere di marmo, il mastice risultava steso a caldo in 3 stati, di cui il primo e il terzo additivati con olio vegetale. Gli strati esterni avevano quindi anche una funzione impermeabilizzante e inoltre l'olio poteva rendere più morbida e penetrante la resina a luce delle lastrine e degli steleri, laddove poi riscaldata doveva far presa con lo spessore centrale del mastice. Ecco, qui vediamo altre fasi dei lavori, quindi il recupero degli steleri, anche quelli che erano fratturati in più pezzi, tutti sono stati recuperati, e poi l'intervento è proceduto con i metodi che abbiamo già descritto per la navata, quindi rimozione dei detriti, compattamento del terreno, formazione di mossosa sul letto di malta degli steleri originali. Nel corso, ecco qui è la riposa delle lastrine. Nel corso di ogni lotto di restauro, nella fase di sistemazione della superficie di posa, saggi di scavo hanno consentito il rinvenimento di strutture murarie e lastre tombali pertinenti ai precedenti impianti ecclesiali di epoca gotica e rinascimentale. Dopo la rimozione del pavimento del presbiterio, è emersa la struttura a volta di copertura della tomba dei Manin. Con indagini endoscopiche si è potuto da subito indagare l'ampia cella sotterranea, accessibile da una rampa a gradini e con le pareti rivestite da marmi. E una volta ricollocata la pavimentazione del presbiterio è stato possibile sollevare il sigillo tombale, che peraltro risultava già rimosso in epoca recente, ed eseguire il rilievo completo della struttura. Nel corso di tutto il restauro, ogni elemento è stato puntualmente numerato e catalogato con una scheda che ne riporta, oltre alla documentazione fotografica e al posizionamento, lo stato di conservazione sulla base della terminologia definita dalla Commissione Norman e gli interventi eseguiti. Il restauro è stato inoltre scelto come intervento campione per il programma ministeriale SICAR, Sistema Informatico per la Catalogazione dei Cantieri di Restauro, un sistema informativo georeferenziato, cioè distribuito su tutto il territorio nazionale, per documentare il cantiere di restauro nelle fasi di analisi, progettazione e intervento. Praticamente cioè è stata creata questa planimetria informatica della chiesa, e cliccando su ogni elemento esce la scheda con tutte le notizie fotografiche, di rilievo, lo stato di conservazione e gli interventi fatti. Ecco, volevo chiudere solo con un'osservazione rispetto a quello, fra l'altro, che diceva ancora Lorenzo Lazzarini ieri, e cioè che sul fatto che questi elementi, appunto questi manufatti, sono stati pochissimo indagati, pochissimo studiati, e spesso ne viene rilevato solo il colore. Ecco, per i gesuiti neanche questo. Su tutte le guide e anche su un recente libro sui pavimenti, il pavimento dei gesuiti è sempre un bel pavimento a disegno geometrico di marmo bianco e nero. Grazie. È evidente, dobbiamo imparare. E questo era un ulteriore contributo. Adesso, sì, qui c'è il computer. Sentiamo il terzo contributo di questo della prima metà del pomeriggio dedicata ai restauri, tutti felici, e parleranno due stavolta Giovanna Pellizzari, restauratrice di materiali lapidei, e
Stefano Vianello Terrazziere parleranno di un intervento, a mio avviso abbastanza urgente, nella chiesa di San Pantaleon, dove sono altri pavimenti bisognosi, se non bisognosissimi, di cure competenti. Do subito la parola. Allora, inizierei subito con il parlare del metodo con cui è stato fatto, del sistema con cui è stato realizzato, grazie al quale appunto alcune ditte veneziane hanno offerto gratuitamente il loro lavoro in questo intervento. Queste ditte sono riunite sotto il nome di Artigiani per Venezia. Questo dà anche, secondo me, conferisce anche una qualità anche particolare all'intervento. E le ditte, le vorrei nominare, o le persone che hanno offerto questo lavoro senza compenso sono l'architetto Giovanna Ferrari, che ha seguito la parte di direzione lavori, la ditta Unisve, la ditta Vianello Pavimenti, qui abbiamo Stefano, i marmi appunto serviti in questo lavoro, la Trea Laboratori che ha fatto le indagini analitiche, l'architetto Angelicchi Maria che ha realizzato i rilievi e Leonardo Gatto di Pisegno che si è occupato della parte grafica. Per la sovrintendenza l'alta sorveglianza è stata garantita dall'architetto Chiara Ferro e dalla dottoressa Lucia Bassotto. La direzione lavori era appunto dell'architetto Ferrari, il direttore tecnico Giovanna Pellizzari Chiara Tolin, l'intervento appunto è stato realizzato da me e Chiara D'Angolani con il patrocinio di... Esistono due sponsor che si sono occupati delle spese vive dei materiali sostanzialmente. Ed è già stato importante. Siamo a San Pantaleon, che è una chiesa che si affaccia appunto sul campo omonimo. Le origini sono un po' controverse, insomma, sembra sia di inizio degli anni 1000, è stata completamente ricostruita comunque intorno al 700 dall'architetto trevigiano Comino. L'oggetto di questo intervento è il pavimento marmoreo d'Intarsio che ricopre appunto l'area frontale dell'altar maggiore. È un fotomosaico, è il pavimento quando siamo arrivati, prima dell'intervento. Come si possono notare il degrado era veramente molto evidente e distribuito in modo anche diffuso. Si notano moltissime integrazioni che poi abbiamo stimato essere integrazioni dei primi Novecento. Abbiamo eseguito subito dei rilievi delle mappature dei materiali, del degrado, è stato eseguito appunto precedenti perché sono veramente moltissimi. A questo punto ci si è posti il problema delle cause di questo degrado così diffuso e secondo, a nostro avviso, le cause principali potevano essere degli errori di tipo progettuale e degli interventi di manutenzione realizzati sempre con i materiali non idonei. Il problema progettuale, a nostro avviso, questa è una sezione del pavimento che abbiamo realizzato grazie ad una queste sono le lastrine del nostro intarsio, il collante che è sempre Colofonia Celadati, che poggia su questi lastroni, non riesco a vedere, scusate, su dei lastroni in pietra d'Istria più spessi. Questi lastroni a loro volta poggiano su una pila di mattoni e al di sotto non siamo riusciti a vedere altro che dei depositi incoerenti. Ovviamente particolarmente in ambiente veneziano i movimenti sono costanti e questo ha fatto sì che in particolare lungo le commettiture dei lastroni costanti all'intarsio si creassero delle fratture anche superficiali. Questo è dovuto appunto ai continui movimenti, la perdita di potere collante dell'adesivo e questo ha fatto sì che queste lastrine senza nessun potere collante si trovassero libere e quindi con il calpestio poi si sono frantumate, sono molto frantumate, lo vedremo poi. Un altro problema, dicevamo, sicuramente riguarda gli interventi di manutenzione, del resto non c'erano alternative. Realizzati con questi materiali non idonei. Qui vediamo questi sollevamenti, vista una situazione di degrado, probabilmente si è intervenuti con un impasto a base di gesso, cosa che ci è stata confermata poi a livello analitico.
Questo non ha fatto che in ambiente veneziano peggiorare la situazione. Infatti vediamo questo in particolare un rigonfiamento, un sollevamento di tutte quelle che sono le tessere. Questo ci è stato confermato, la presenza del gesso, dalle indagini. Come vediamo il calcio l'abbiamo trovato appunto sotto forma di carbonato e anche sotto forma di solfato di calcio. Nell'ambiente veneziano i cloruri non mancano comunque. Qui possiamo vedere alcune foto della situazione quando siamo arrivati noi. Quindi questa polverizzazione completa del collante e la perdita del materiale originale. Qui possiamo vedere delle integrazioni fatte in epoche successive. Abbiamo delle integrazioni più o meno fortunate, diciamo, nel diverso periodo. Anche qui questa polverizzazione, comunque vediamo una frammentazione generale del materiale lapideo. Il problema, quanto pare, comunque era intervenuto anche nelle ricostruzioni, quindi il problema persiste, il problema strutturale. Anche nelle integrazioni fatte, secondo il nostro avviso, nei primi Novecento hanno avuto anche loro dei problemi di degrado. E qui passo. Esattamente, noi abbiamo praticamente pensato che i primi interventi più grossi siano stati all'inizio del Novecento, visto anche le tipologie di intervento che sono state realizzate. Sono stati fatti dei manufatti a base di cemento e polvere di marmo che sono stati utilizzati per i impianti delle nostre lastrine di marmo. Questi interventi sono stati fatti comunque mantenendo una certa sobrietà del manufatto e pertanto a nostro avviso comunque erano interventi da non togliere e comunque da mantenere in essere, diciamo, sul nostro altare. Questi interventi sono moltissimi e sono stati fatti comunque con un criterio, a nostro avviso, visto anche comunque con i tecnici della sovrintendenza che ci hanno seguito, abbiamo cercato di proseguire in questa strada nelle lavorazioni. Qui c'è un altro tipo di integrazione che è stata fatta probabilmente successivamente, in realtà anche molto più grossolana perché è stata realizzata solo con cemento e sabbia e cemento e poi successivamente nella parte corticale è stata verniciata con coloranti a base olio da riprendere il disegno storico, il cenno storico. Qui addirittura è stato a base sabbia e cemento. Sembra un film già visto negli altri interventi dei miei colleghi, qui a Venezia molto spesso funziona questo sistema. Una volta localizzato le varie aree da intervenire, se voi potete osservare quest'area che abbiamo fotografato, dà molto l'idea di un battuto alla veneziana perché quasi non si intravede più la lastra di marmo integra, ma c'è solamente tutto un sistema cre-cre della... Sì, ecco, anche qui si vede in modo molto evidente la cosa. A questo punto l'intervento, il primo passo è mettere in sicurezza tutte le lastrine che avevamo in movimento. È stata fatta una velinatura, una gardatura, un trattamento con una resina acrilica, sono state sollevate e rimosso la causa di questo degrado, il gesso. È stato il lavoro più esteso questo, di velinare, garzare, sollevare e riposizionare simile all'originale, sempre composto da colofonia, cera d'api e più un inerte. Ecco, questa era un po' una delle fasi. A questo punto, qui vediamo un altro punto dell'intervento. Una volta messi in sicurezza tutti i pezzi, che è stato veramente il lavoro più lungo, si trattava di decidere come poter integrare queste grandi lacune. Abbiamo visto diversi interventi novecenteschi cementizi e a un finto terrazzo e si è deciso di fare una campionatura delle prove per capire come era più opportuno intervenire. Qui è stata fatta una delle prime prove. Qui esattamente con l'architetto Chiaraferro
e la dottoressa Lucia Bassotto abbiamo cercato di localizzare un punto dove intervenire. Quindi abbiamo trovato il punto, abbiamo creato comunque una situazione valida, quindi internevamo. E una volta fatto questo abbiamo realizzato degli stampi in polistirene in maniera tale da poter intervenire sulle singole colorazioni. Abbiamo fatto questi stampi e questo è il risultato. Quindi abbiamo fatto un'amalgama a base di calce e polveri inerti di marmo, come un po' si usa nella realizzazione di rappezzi a base del terrazzo, e poi è stata fatta una sorta di mosaico con i pezzi che avevamo della pavimentazione. Una volta che avevamo fatto questo intervento ci siamo resi conto che l'integrazione era si plasmava troppo con tutta la pavimentazione, e quindi siamo tornati un po' indietro e abbiamo cercato di trovare una soluzione che fosse un po' più visibile, un po' più interpretabile il nostro intervento. Abbiamo individuato un nuovo punto, ci siamo preoccupati di mettere in sicurezza nuovamente e poi abbiamo applicato la calce aerea e inerti di marmo, e invece in questa volta, invece di realizzare una sorta di mosaico, abbiamo fatto proprio una semina del granulato, in maniera tale da rendere più visibile, in maniera tale da rendere più leggibile l'intervento eseguito. Poi successivamente abbiamo provato anche un'altra formula, che era quella di integrare con delle lastre nuove in maniera tale da poter reintegrare tutte le superfici ampiamente rovinate. Sì, qui abbiamo un esempio di una grande lacuna. Il tizio quindi è stato prima messo in sicurezza tutta l'area circostante, è stato rimosso l'impasto cementizio, come vediamo. È stata realizzata il disegno che era speculare dell'altra parte del cerchio. Sono state realizzate anche qua delle dime, delle sagome, e sono state portate dal marmista che ha offerto il suo lavoro fornendo i marmi per questo intervento, e sono state ricollocate sempre con della colofonia, quindi è un intervento sicuramente integrativo importante, comunque molto segnalato con tutti i disegni che poi forniremo alla sovrintendenza, e completamente reversibile, insomma. Questo è il risultato finale. Questo è il pavimento prima dell'intervento. Era nato come un intervento di messa in sicurezza, però via via si è esteso, e questo è stato il risultato dopo l'intervento. Diceva, le varie soluzioni di intervento che abbiamo studiato insieme ai tecnici della sovrintendenza erano finalizzate a non modificare comunque i vari interventi che erano stati dal Novecento, e mettere in sicurezza tutto quello che era la situazione comunque di degrado, in maniera tale da rendere di nuovo funzionale l'utilizzo di questa pavimentazione e garantire un futuro nei loro esercizi comunque della Chiesa, della funzione. E ci sembra di essere riusciti nell'intento di questa operazione.